Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta dopo la nostra prima edizione dei telegiornali. Come ogni giovedì tornano a trovarci gli amici della CGIL, è l'ultimo appuntamento del 2018 con la CGIL, allora per l'occasione di fare un po' il bilancio dell'anno e per quello che ci aspetta nel 2019 abbiamo i pezzi a 90 oggi ad Antenna 3 e allora per ore 13 salutiamo Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo Paolino Barbiero, segretario dello SPCGIL di Treviso. Buongiorno. E Pierluigi Cacco, amministratore delegato Treviso Servizi SRL. Buongiorno a voi. I nostri tre tenori. Allora, visto che siamo in ambito musicale, perché abbiamo preso a prestito da Lucio Dalla un po' il titolo della trasmissione di oggi per capire un po' cosa ci aspetta, prima però di vedere un po', di parlare di manovra, di tutto quello che è stato e che sarà una doverosa riferimento a quanto abbiamo appena raccontato nel nostro telegiornale delle 12:30, nella nostra prima edizione, la tragedia dell'altra nuova purtroppo vittima della tragedia delle Acciaierie Venete, avvenuta, lo ricorderete, nel maggio scorso a Padova con la bomba di calore che portò al ferimento di alcuni operai, la prima vittima nel giugno, pochi giorni dopo il dramma, e purtroppo la morte nella notte, dopo 8 mesi in rianimazione, di Marian Bratu, che era l'altro operaio rimasto gravemente ferito. Allora Vendrame, purtroppo è un'altra vittima che ci vede aggiornare il conto delle tante vittime dell'infortunio sul lavoro, che nel 2018 credo sia stato tragico come gli altri, se non più tragico. No, il 2018 è stato più tragico di quelli precedenti, purtroppo, perché già a ottobre avevamo raggiunto le morti sul lavoro dell'anno precedente, e siccome purtroppo è un dato che non si è fermato, la situazione è peggiorata. La vicenda appena citata, tra l'altro, è stata per il Veneto, se volete, un momento di riflessione importante, diventando anche una questione simbolo, tant'è che poi da lì si fece un famoso accordo con la Regione Veneto proprio per rafforzare gli elementi sulla sicurezza, sulla prevenzione e tutto. Accordo che ci auguriamo nel 2019, a proposito dell'anno che verrà, che venga applicato al 100%, perché ad oggi non abbiamo ancora gli aspetti pratici e operativi. Ecco, io volevo capire come siamo messi da quel punto di vista. Non siamo messi bene, noi non siamo soddisfatti e stiamo incalzando la Regione perché applichi tutto quello che ha scritto nero su bianco su quell'accordo, perché è un dovere da tutti i punti di vista, chiaramente come sindacato, ma io direi come intera comunità abbiamo la necessità di fare di più su quel fronte lì, e io mi auguro che nel 2019 le tante parole che tutti abbiamo usato nel 2018 su questo tema diventino concretezza, perché il tema della sicurezza è un tema centrale e deve ritornare assolutamente centrale. Quindi uno dei grandi temi del 2019 sarà ancora ovviamente, questo. Purtroppo sì. Allora, siamo all'ultimo atto della manovra, perché insomma tra domani, domani il voto alla Camera, dopo il passaggio al Senato, le polemiche non sono mancate in questi giorni. Adesso tra poco parleremo con Paolino Barbiero, perché i primi a scendere in piazza sono proprio i pensionati, di fatto, cronologicamente. Uno sguardo generale e poi entriamo proprio nel tema. A proposito di sicurezza, nella legge finanziaria c'è un taglio sui fondi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, quindi c'è un'incoerenza enorme tra quello che viene detto, perché a parole sono tutti d'accordo di intervenire, però poi bisogna concretizzare nei fatti, e le risorse sono importanti, e tagliare i fondi a quel tema lì è voglio dire, anche in qualche modo non aver rispetto di quanti nei luoghi di lavoro ci hanno lasciato la vita, come abbiamo appena commentato. Al di là di questo, che è un tema centrale, poi tutto il resto, per dirla in estrema sintesi, taglio gli investimenti, perché pochissimi investimenti, niente al lavoro, perché di fatto niente al lavoro, in più c'è anche la sorpresa, tra virgolette, del taglio, o meglio il non adeguamento delle pensioni, quindi noi siamo totalmente insoddisfatti, la stiamo ancora studiando nei particolari, ma i termini generali sono assolutamente negativi per noi. Qual è la cosa che la preoccupa di più? La cosa che mi preoccupa di più è che i due interventi bandiera di questo governo, reddito di cittadinanza e quota 100, non sono ancora stati definiti, e quindi verranno definiti a gennaio, in un rinvio che però è imbarazzante, perché io ricordo a tutti che prima del 4 marzo, un po' meno dopo il 4 marzo, si era detto che dal 1° gennaio 2019 si abrogava la Fornero, e noi a dire anche con un certo imbarazzo: guardate che ci pare difficile
sì modificarla, ma tant'è che ci attaccavano dicendo che noi eravamo addirittura più moderati di loro rispetto a questo tema. Ecco, il risultato dei fatti dimostra che purtroppo il 1° gennaio 2019 le persone non avranno regole diverse per andare in pensione, e questo la dice lunga rispetto a questo governo. L'altra mia preoccupazione è che il taglio agli investimenti è pesante, perché siamo passati dai 9 miliardi previsti ai 3,6, e il problema che il Paese non cresce è un problema di investimenti, perché se noi prendiamo l'andamento degli investimenti di altri paesi europei, ma non serve andare in Germania, basta andare in Spagna, loro hanno investito di più, tant'è che stanno raccogliendo di più come crescita economica, e questo è determinante per chiunque, a maggior ragione per chi lavora. Ricordo che potete intervenire in diretta, c'è già una telefonata, 0422 162 6798 se la vista non mi inganna, e poi sulla pagina Facebook di Antena 3 le vostre domande potete postarle. Allora, in diretta al telefono chi abbiamo? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi e tutto il sindacato. Volevo chiedere un favore, siccome ti conosco a Barbiero specialmente, e dopo saluto Caco, siccome vi leggo tutte le carte Cosa Nata, che è morto un mese fa, se Barbiero si interessa ancora, Barbiero ha messo il famoso nonno vigile, che tu devi venire fuori per vedere che i 4 euro netti 6,50 sporchi, mi arriva addirittura a pagare entro 29 2 bollette da 147 149 per quest'anno e quest'anno prossimo di qui dei nonoviglie. Praticamente non si può capire perché pago già da 6,50 sporchi, io ne prendo 4 netti, pago anche 400 euro della pensione dell'ospedale e devo pagare anche, io non so buon capire qua. Se è d'accordo con l'Inps per far morire i vecchi, perché cacchio, ora che vengo da un altro qua a manifestazione, go Baretta, go Fischito e go ad andare da CDL. Però avere caro venire a Brassetto così e parlare, che una volta non era mia così è storia, L'operaio, io non completamente pensionato, è maltrattato da tutti. 4 euro netti, cacco, 4 euro netti, e se gatto nuovo, anche perché devo pagare anche una bolletta, io a casa, devo pagare anche una bolletta quest'anno che viene anticipata. Buon, vi ringrazio tutti e buon anno, ciao cacco, ci vedremo. Salve, salve. Allora, per le questioni relative alle pratiche che gestiva Lorenzo Zanatta, noi le stiamo verificando tutte, quindi certo, chiameremo gli interessati. Per questa questione, siccome è domani la manifestazione alle 10:30, se viene in piazza a Treviso ci salutiamo, ci beviamo un caffè e gli fisso anche l'appuntamento per vedere la sua cosa, perché non c'è solo un problema di pensione, ma c'è anche un problema che dobbiamo guardare con il CAF, perché praticamente gli hanno tassato delle quote e bisogna vedere se la tassazione è corretta o meno. Detto questo, visto che ho la certo, parola... Allora, dicevamo prima, domani 10:30 davanti alla prefettura di Treviso. Sì, domani 10:30. Ricordiamo perché scendete in piazza nello specifico. Beh, scendiamo in piazza perché sulla finanziaria l'aumento previsto per le pensioni sopra 3 volte il minimo, invece di essere fatto così come avevamo concordato con i governi precedenti del 1° gennaio 2019, questo governo, che è quello che doveva abrogare la Fornero, invece di tornare alla Fornero, ha peggiorato ancora prima della Fornero ha peggiorato ancora la situazione. Io volevo fare solo però 2 numeri per inquadrare le cose che certo, si diceva anche poc'anzi. La legge finanziaria è partita con 33 miliardi complessivamente da gestire. Di questi 33 miliardi, 18 erano in deficit. Sono andati in Europa, l'hanno tirata fino all'ultimo minuto, adesso dicono che è colpa dell'Europa se non hanno avuto modo di discuterla in Parlamento, dicono che sono usciti i vincitori, però bisogna guardare bene quello che è stato scritto e quello che uscirà. Noi abbiamo capito una cosa, che di 18 miliardi in deficit, 9 sono stati aggiunti alla clausola di salvaguardia IVA. Quindi non ci sono più 12 miliardi di clausola di salvaguardia che scatterà l'anno prossimo se i conti non tornano, ma sono 21. Gli altri 9 hanno ridotto qualche miliardo sugli investimenti, hanno ridotto qualche miliardo sul reddito di cittadinanza, sul reddito di cittadinanza e hanno ridotto qualche miliardo su quota 100. Tra l'altro miliardi ridotti che saranno di più di quelli che hanno scritto, perché se le norme non entreranno in vigore subito,
nei primi mesi dell'anno, è chiaro che più tardi entrano e meno spesa ci sarà, e questa è una delle garanzie che l'Europa pretende. La clausola, appunto, l'ipoteca o clausola di salvaguardia, chiamiamola come vogliamo, è una cosa molto semplice. Se a metà dell'anno prossimo l'Europa non vede che il PIL cresce rispetto a quanto stabilito e che il rientro del risanamento dei conti dello Stato non funziona, l'Europa dice aumenta l'IVA. Se aumenta l'IVA si mette le mani in tasca agli italiani o no, come sta dicendo Salvini Non al 22, ma arriva al 26. Sì, vabbè, aumenta l'IVA. Certo. Se aumenta l'IVA si mette le mani nelle tasche degli italiani, non il contrario, come dice il buon Salvini di fronte alla Nutella. E le balle o le bugie ci sono anche sia su quota 100, sia sul reddito di cittadinanza, sia sulle pensioni, perché quando dicono è €1 in meno di aumento, lui deve partire da quello che ha promesso agli italiani, non da quello che in qualche modo gli italiani dovrebbero credere a lui. E parto da una cosa molto semplice. Loro hanno messo nel programma e hanno fatto il governo per abrogare la Fornero. Allora, se si abroga la Fornero, e quindi deve andare prima della Fornero, ci dovrebbe essere la possibilità per le donne del privato di andare in pensione a 60 anni, perché prima della Fornero andavano in pensione a 60 anni. Certo. Ci dovrebbe essere la possibilità per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare giovanissimi di andare in pensione con 41 anni di contributi, sapendo che c'era la finestra di un anno. Quindi tutte queste cose qua, Salvini se le dimentica volutamente. Il problema è che se le sta dimenticando anche il popolo. E noi facciamo questa iniziativa in piazza proprio per rendere evidente che ci deve essere coerenza tra quello che si promette e quello che poi si fa, altrimenti si rischia che a pagare siano sempre i soggetti più deboli. Noi abbiamo già stimato che per 67.000 pensionati in provincia di Treviso, persone che hanno lavorato 40 anni e più e quindi la loro pensione è non meritata, è strameritata. Aggiungo anche che con i contributi versati per oltre 40 anni, oltre a meritarsi la propria pensione, contribuiamo a salvaguardare le pensioni minime, le pensioni sociali, le pensioni di invalidità, che sono pensioni date senza contributi, e quindi non è possibile che a queste 67.000 persone, dopo aver subito il danno della Fornero e aver recuperato quei pochi soldi con la sentenza Poletti, alla fine ancora una volta becchi e bastonati, si dice. E quell'operazione sulle pensioni di 2.000-2.500 euro, che sembrano tante quando si dice che queste cifre sono lorde e quindi a quell'ordo tu devi togliere il 38%, si capisce che sono pensioni che sono di poco sopra la cosiddetta soglia di povertà, e sono pensioni che in qualche modo fanno anche ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie. Benissimo, siccome questa norma è prevista per i prossimi 3 anni, se per caso l'anno prossimo l'inflazione dovesse andare più alta, ed è probabile che vada più alta con i meccanismi perversi che questo governo sta introducendo, alla fine, oltre a rimetterci i 70 o 200 euro all'anno quest'anno, a seconda di dove io mi colloco con la mia pensione, se lo sommo per 3 anni, vado a 250-750 di pensione persa all'anno. Se lo sommo sempre su questi soggetti a quanto ha tagliato la Fornero, siamo nell'ordine di 80-100 euro al mese. Allora, cosa si pensa? Di far ripartire l'economia tagliando a 67.000 nel Veneto? No, a 67.000 a Treviso. Pensionati, a 400.000 nel Veneto e a 7 milioni in Italia queste cifre, e si pensa di risolvere tutto chiedendo ai 5, 10, 20 che sono in Portogallo di rientrare qui, andare a sud e pagare il 7% di tasse? Questa cosa qua mi fa arrabbiare di più, perché come si fa a dire a chi è andato via di rientrare in Italia, di andare a sud e fargli pagare il 7% di tasse? E chi vive a sud e chi vive al nord deve pagare il 38% di tasse. Questa è una misura che tra l'altro non ha nulla di costituzionale, e da questo punto di vista io penso che i pensionati che ci stanno ascoltando, visto che abbiamo mandato anche 15.000 messaggini, se domani mattina proprio non hanno i nipotini da accudire, è bene che vengano in piazza a protestare e non dire cosa fa il sindacato, perché noi le piazze domani le mettiamo a disposizione di tutti. C'è un'altra telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Intanto permettetemi di darvi un buone feste a tutti. Anche a lei, buongiorno. Poi io volevo fare una domanda molto provocatoria alla CGIL. Sì. Visto e considerato che il Veneto è stato fatto grande da quelli della mia generazione, cioè 65, 70, 75 anni. Quelli che ora magari con 40 anni di contributi e oltre si vedono la grande pensione di 1.000 euro al mese e poco più. Chiedo alla CGIL provocatoriamente, quando farete sciopero per togliere i ticket, a quanto ho detto, a quelli della generazione che ha fatto grande il Veneto,
e quando toglierete l'IRPEF dalla misera pensione di questi. Vi ringrazio e vi auguro di nuovo buon anno. Grazie. Chi vuole rispondere? Diciamo che è quello che diceva Paolino prima, cioè domani noi siamo in piazza per tutte queste cose. Sulla questione di ticket è da tempo che noi poniamo il tema del fatto che la sanità debba essere in qualche modo accessibile a tutti i soggetti, invece come conosciamo nel nostro Veneto, senza andare in altre situazioni, molte persone non accedono alla salute proprio perché hanno dei costi che sono troppo grossi, e noi sappiamo che molti di questi, perché poi i bisogni sono crescenti per quei soggetti, sono i pensionati veneti da questo punto di vista. Quindi insomma noi sciopero e manifestazioni, come è stato detto, le mettiamo in campo, i pensionati unitariamente, tra l'altro domani scendono in piazza. Ricordo che i CGIL e Ceslovil hanno chiamato a mobilitazione a gennaio e probabilmente noi stiamo aspettando da Roma, dai nazionali, quando sarà la data e in che modalità, ma noi chiaramente scenderemo in piazza perché è inaccettabile tutto quello che stiamo facendo. Ecco, sull'IRPEF, la questione di ridurre l'IRPEF, quella nazionale, è una questione che noi stiamo ponendo. Il punto vero è che questo governo, invece di ridurre l'IRPEF, ha proposto la flat tax e non la sta facendo, quindi è un'altra promessa mancata che noi non condividevamo. L'altra questione poi, per quanto riguarda l'IRPEF relativa all'addizionale comunale, noi a Treviso quest'anno abbiamo incontrato tutti i 95 comuni e in buona parte dei comuni siamo riusciti a fare l'esenzione fino a 12.000 euro o fino a 15.000, quindi la stragrande maggioranza dei pensionati con pensioni sotto i 1.000 euro sono esentati dall'IRPEF comunale, che mediamente vale 50, 60 euro, 80 a seconda dell'aliquota che mettono. Allora, può sembrare poco, ma è un'iniziativa che abbiamo fatto in modo diffuso in tutta la provincia, siamo una delle poche province che in Italia è riuscita a fare questo. Addirittura su consiglio nostro leggevo l'altro giorno che domani il sindaco di Spresiano deve proprio togliere l'IRPEF per tutti, e sono tutti interventi frutto della pressione che il sindacato ha saputo mettere nel confronto costruttivo con i sindaci. Allora, una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con la CGIL per fare un po' il quadro di questo 2018 e di ciò che ci attende per i prossimi mesi. Rieccoci in diretta, ore 13, stiamo parlando con la CGIL. Allora, Pierluigi Cacco, quando il 4 marzo è nato, dopo insomma diverse, anzi, quando è nato mesi dopo, direi, dopo il voto del 4 marzo questo governo, lei che impressione aveva e che sentore aveva di che anno sarebbe stato e di che cosa sarebbe potuto emergere da una manovra di date le premesse? Diciamo che non sono meravigliato. Nel senso che quel voto è stato dato contro ciò che era avvenuto, ma non per ciò che doveva avvenire, se non per qualche cosa, come reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questi giorni, insomma io vedo condoni, vedo norme che premia i furbi, compreso questa sulle partite IVA, che si poteva fare diversamente, e quindi vedo anche una grande confusione e vedo un pericolo per il nostro Paese. Nel nostro Paese c'è una grande volontà ovviamente e comprensibile anche di cambiamento, ma non è mai detto che il cambiamento sia meglio di quello che si aveva. Siccome quando c'è una cosa purtroppo ci sono aspetti negativi, aspetti positivi dappertutto, non vorrei che quelli negativi di questi superassero quelli degli altri. Quindi i contenuti è già stato detto da Giacomo e Paolino, sono molto preoccupato perché insomma, a me più leggo questa finanziaria, più leggo i giornali e più mi preoccupo, ma anche per quel che riguarda noi siamo stati tirati in balle perché in alcune questioni con l'ISEE, per dire, su tutte le varie questioni, i CAF verranno coinvolti e noi siamo più che disponibili ovviamente a fare un servizio che facciamo. Speriamo ci paghino perché anche quest'anno abbiamo avuto un taglio di 300.000 euro che si sommano ai 500-600 già avuti nei 2 anni precedenti. L'ISEE che noi comunque facciamo non ci è ancora stato pagato l'ultima tranche e fra l'altro sull'ISEE ci sarà un cambiamento perché
da quest'anno la scadenza non sarà più a gennaio ma sarà alla fine agosto, quindi del 1° di settembre, perché verrà considerato un reddito dell'anno prima e non quello di 2 anni prima. Quindi noi siamo anche ovviamente presi nello studiare questo, i nostri stanno lavorando anche oggi, tutti i nostri tecnici, e stanno proprio lavorando per capire anche come andrà. Adesso vedremo come uscirà questa legge, per capire, c'è la nostra massima disponibilità, però se tu vai a analizzare all'interno di ciò che accade, all'interno di quello che vediamo, una grande campagna elettorale, fra l'altro anche molto illusoria, perché gran parte di quello che hanno enunciato, pensa solo all'auto, cioè dovevano togliere le tasse sulla benzina e di fatto ci troviamo con tasse su chi ha la macchina, e i più poveri che hanno magari un diesel si trovano in una situazione veramente anche preoccupante. Quindi, ma non solo, queste le più piccole cose, certo. ma potrei, poi sull'evasione, come si fa a mettere una tassa fissa del 15% fino a 65.000 euro? Sappiamo cosa significa. Certo che per i lavoratori non c'è nulla. Lavoratori e pensionati non c'è nulla, anzi chi ha una pensione a 1.500 euro non avrà nemmeno la rivalutazione. Stanno tentando di fare qualcosa per le imprese, non premiando le imprese ovviamente che fanno un lavoro, voglio dire, regolare, ma creando un meccanismo che incentiverà l'evasione. Perché se tu mi dici che devo stare sotto i 65.000, sta sicuro che non li supero. Quindi sono molto preoccupato. Non avevo speranze, se non un po' così, insomma, che ci fosse un cambiamento, una partecipazione. Sento un linguaggio fra l'altro di insulti orribili, è sempre colpa di qualche altro, e noi paghiamo per il nostro governo, per i responsabili di questo governo, paghiamo per le loro responsabilità, non perché l'Europa ci impone di tenere i conti in regola, dovremmo farlo da noi soli, tenere i conti in regola, invece tutto questo casino ci è già costato miliardi. Telefonata in diretta, pronto, con chi parliamo? Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno dottore, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Buongiorno, si chiama? Sono una veneta e una vecchia. Allora, intanto vi faccio gli auguri a tutti. Grazie. Di un buon fine d'anno e speriamo un buon 2019. Speriamo. Io volevo chiedere gentilmente ai signori del sindacato se cosa hanno fatto. Premetto che io sono moglie di un ufficiale in aeronautica che è morto facendo il suo servizio al Monte Venda di Abano, del Monte Venda dei nostri monti qui del Veneto, sì. Ed è morto con un glioblastoma al cervello per l'esalazione del radon, del gas micidiale. Vi leggo un articolo del 21/8/2005, radon killer, 62 militari vittime del gas micidiale. 2 inchieste parallele, si indaga per omicidio colposo. Sì, abbiamo seguito anche. Che sì. Per sposare mio marito non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale, perché quando i nostri uomini facevano servizio al Montevenda a 80 metri sottoterra, perché c'era il comunismo fuori del confine e i nostri militari avevano di guardare la difesa italiana. Sì. Poi l'altro giorno, dicembre 13 2018, morto il maresciallo, 20 anni nel bunker dei veleni. 20 dicembre, ignorata la diffida dell'avvocato, aspetta, ho sbagliato, muore di tumore dopo aver lavorato 20 anni in Montevenda. Allora io mi chiedo, cosa ha fatto il sindacato per queste persone che hanno salvato l'Italia e difeso, che sono morte per lo Stato e che riconoscono solo il tumore al polmone, come se il tumore quando deve arrivare sceglie una parte del corpo. Io voglio sapere, il signor sindacato cosa ha fatto a tutela dei nostri morti che hanno difeso l'Italia e che loro fanno per tutti. Allora io vorrei sapere, per i nostri uomini e per i nostri figli che sono orfani e che abbiamo sofferto
insoffribile vedere una persona dilaniata da questi tumori, specialmente al cervello. Allora io vorrei sapere da che parte stanno, cosa stanno facendo, se ci stanno aiutando, e vorrei una gradita risposta, un augurio a tutti e una risposta esaustiva. Grazie. Signora, si chiama lei? Ha già messo giù. Va bene, auguri anche alla signora. Il fatto che il sindacato non è che adesso deve risolvere tutti i problemi del mondo, e capisco il problema è serio, però io rispondo in un modo, perché anche su questo c'è un'attenzione che bisogna porre. Le forze armate in Italia non potevano avere sindacato fino a una sentenza della Corte europea di pochi mesi fa. Lo dico perché dei lavoratori, perché sono dei lavoratori militari, sono venuti nel mio ufficio e sono un'associazione creata in questi anni che adesso con questa sentenza vogliono fare il loro sindacato. Quindi fino a pochi mesi fa a parte il corpo di polizia. A parte il corpo di polizia che poteva, perché c'è per quanto riguarda l'affiliazione al CGIL e il SILP, ma i corpi militari non potevano. La Corte Costituzionale, come si chiama quella europea, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato illegittima questa norma, perché esiste solo in Italia, discriminatoria, e quindi oggi anche i militari possono avere un loro sindacato. Rispondo così perché in realtà il sindacato interviene. Io penso che la signora abbia posto un problema, che è quello delle condizioni di sicurezza del lavoro che svolge, che sia un militare, che sia un operaio, che sia un impiegato, un insegnante, via dicendo, noi ci preoccupiamo di quelle saluti. Quindi alla risposta a cosa ha fatto il sindacato, nel caso specifico probabilmente non conoscendo, non potendo essere rappresentativo di quella realtà, però noi ogni giorno combattiamo per condizioni che riconoscano le malattie professionali, che riconoscano condizioni di difficoltà e soprattutto il miglioramento di quelle condizioni. Lì stiamo parlando in un ambito molto, tra l'altro, complicato, perché ci sono temi. Nel momento in cui intervengono queste situazioni e si innescono anche dei processi, chi deve intervenire è il governo, perché poi si pensa sempre che ci sia qualcun altro che lo faccia. Il governo deve intervenire e deve decidere rispetto a quello che è successo, perché non succeda ancora, se quella roba là viene chiusa oppure no, e deve, come si dice, valutare. Sì, il sindacato non ha il potere di cambiare le cose, se non di aiutare. Ci sono due questioni che vanno dette alla signora, anzi con la premessa. In quegli anni, signora, a cui lei si riferiva, il sindacato non poteva nemmeno avvicinare i militari, nemmeno avvicinarli, e lei lo sa bene. E quindi il sindacato credo sia stata l'organizzazione, il sindacato CGIL dei Civili in Italia, che più ha combattuto per la sicurezza sul lavoro, che riguardava tutti, riguardava quelli che sono morti di tumore nelle fabbriche e in tanti luoghi di lavoro, o l'amianto, come tante altre cose, la silicosi, come tutti gli incidenti. Ricordo le grandi battaglie fatte sulla 626, la famosa legge, ricordo tutte le battaglie, ma anche non solo per evitare questi disastri personali, ma anche dopo, per assistere le famiglie, per assistere chi stava male. Bene signora, io le rispondo che noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo la coscienza, ma il governo, questo governo, ha tagliato sulla sicurezza, fondi sulla sicurezza li ha tagliati, e quindi bisogna che gli elettori rispondano, non che nascondano quello che dicono e poi nei fatti concreti accettino quello che succede. Gli elettori hanno tagliato lì e hanno tagliato le ONGs, quelle che poi assistono, tagliati i fondi, quelle che assistono situazioni ovviamente poi di disagio che questi eventi purtroppo producono. Quindi insomma il sindacato ha tanti problemi, tanti difetti, tanti limiti, ma come dicevamo una volta, purtroppo non è che avevo una battuta che non ci sta qua, non la dico, ma purtroppo voglio dire, bisogna, prima del sindacato ci sono gli elettori, e purtroppo gli elettori devono premiare chi con 1000 difetti però affrontano queste questioni e non quelle che invece le tagliano. Pubblicità, torniamo fra pochissimo. Oro. Rieccoci in terza parte di Ore 13. Volevo tornare un attimo da Cacco prima di ritornare un po' alla manovra, anche sempre ovviamente sulla manovra, visto che lei parlava prima, no, dei tanti contatti, insomma, che avete con la gente. Il sentore della gente rispetto a quello che sta accadendo, qual è? Confusione, caos, smarrimento, visto che poi sono le persone che poi, come diceva prima lei, sono quelle che votano, no? Sì, le persone è come una volta... Voi che avete il contatto, insomma, anche... Le persone è come una volta, nessuno era democristiano e vinceva sempre la democrazia cristiana. C'è questa sorta di cioè, sentite preoccupazione?
Ma certo che c'è preoccupazione, la gente aveva una gran voglia di cambiare, ho detto prima, aveva una gran voglia di cambiare, poi quando ovviamente vengono da noi si trovano, quando si rivolgono al CAF, tra l'altro io ne approfitto, dal 7 di gennaio la gente può chiamare i nostri centralini perché già è aperta la campagna per il 7/30/2019, stiamo facendo già i corsi con 150 persone che se superano il test poi assumiamo, insomma, quindi noi stiamo lavorando, però mi interessava dire questa cosa, che si può già prenotare dal 7 di gennaio. La gente, ribadisco, da una parte vuole il cambiamento pensando insomma, che il cambiamento significhi migliorare le loro condizioni, dopodiché quando si trovano di fronte ai fatti concreti, ma lo diceva bene Paolo e Giacomo, pensate alle pensioni. Non è che si va in piazza perché ci piace prendere freddo domani mattina anche alla signora, tutti che telefono dicono domani mattina noi stiamo in piazza, no? Si va perché? Perché effettivamente questo governo è un governo che taglia le pensioni, le pensioni di 1.500 euro, basta questo. Come si fa a tagliare un pensionato che prende 1.500 euro lordi? No? Lordi? Come si fa a non dare, come si chiama? La rivalutazione. Capite? E quindi quando poi si trovano, pensano di superare la Fornero, ma non è vero, cioè in tante anche cose. Perché fanno questa operazione perché sostanzialmente, leggo qua l'intervista di Durigon, che dice così picconiamo la Fornero e ci guadagnano tutti, poi a un certo punto dice la misura che facciamo per i pensionati, e poi c'è la chiesta all'Europa che sembra apprezzarla. Allora, da una parte dicono che loro hanno fatto muso duro e baretta fracata, si dice in dialetto, contro l'Europa, e poi dicono c'è la chiesta all'Europa e l'Europa sembra apprezzarla. Di questo passo, la domanda che i pensionati, gli italiani, la gente normale deve porsi è questa: siccome sono 21 i miliardi che entro l'anno prossimo devono trovare per non fare scattare l'aumento dell'IVA, se non vogliono far scattare l'aumento dell'IVA e non trovano i soldi da qualche altra parte, l'altra cosa che possono fare è quella che è già successa in Portogallo e in Grecia: intervenire sulle pensioni riducendole, perché prima le hanno ridotte, poi hanno tolto la 13ª e poi qui si torna anche, perché ogni tanto alleggia, sul fatto di modificare verso il basso la percentuale di reversibilità, quindi sui milioni di pensione che hanno donne principalmente vedove e che hanno fatto crescere la famiglia, quella famiglia che diceva la signora prima che ha reso importante questo paese, e che hanno una pensione di reversibilità rispetto al fatto che ha lavorato solo il marito, perché laddove sono in due comunque c'è una soglia dove poi quel 60% viene ridotto. Ora, queste sono le preoccupazioni e le chiarezze che dobbiamo chiedere. Poi si fa quota 100, molto complicata da leggere, la vincolano al fatto che se uno va in pensione poi non può svolgere altre attività, quindi presuppongono che ci siano persone che vanno in pensione per svolgere un'altra attività, se no non metterebbero il vincolo, quando invece bisognava ragionare in modo più compiuto sul percorso che noi avevamo intrapreso col governo precedente, cioè sull'APE Social e l'APE Precoce. Perché l'APE Social da una parte consente di andare in pensione a chi è senza lavoro e con 30 anni di contributi. L'APE Precoce, quella per i lavori usuranti o gravosi, consente di andare in pensione con 36 anni di contributi e 63 di età, quindi un anno di più dei 62, che tra l'altro siccome mettono la finestra si avvicina a 63, ma con meno contributi, e risponde a quelle persone che non hanno né lavoro né pensione, che se dobbiamo fare solidarietà, questo è il vero modo di farla. Mandare in pensione la gente con 38 anni di contributi, anche qui faccio due numeri per capirsi, chi ha cominciato a 18 anni a 60 ne ha 42, quindi non beneficia di nessun vantaggio rispetto a quota 100. Quelli che possono andare con 62 vuol dire che possono aver cominciato anche a 24 anni a lavorare e magari si sono riscattati la laurea. E guarda caso rischiano di andare fuori anche quelle professionalità, specialmente quelle sanitarie, tanto è vero che sto leggendo che una parte di professioni della sanità il 25 di gennaio hanno proclamato uno sciopero, escono e siccome sono ancora in grado di lavorare, vanno a lavorare nel privato, e poi se vanno a lavorare nel privato la domanda è: riusciamo a togliere i ticket? Perché se vanno nel privato bisogna pure alimentarlo il privato. Certo. Allora c'è tutta una catena che dobbiamo spezzare. Noi domani ci proviamo, dateci una mano.
A questa cosa della sanità. Adesso ci arriviamo. Telefonata in diretta. Buongiorno. Buongiorno, io sono Silvano dalla Vis provincia di Trento. Buongiorno, Ecco, buongiorno, io sono un pensionato. È che mi parla sopra il signore. No. Pronto? Sì. Ci sente? No, dovrebbe abbassare il volume forse della televisione. Ma io l'ho chiusa. Bene. E volevo dire, io sono un pensionato metalmeccanico da diversi anni e ho 74 anni e prendo 1150 euro al mese. Ecco, a me sembra che il sindacato, tutti i sindacati e i 3 confederali, io ho fatto rappresentante sindacale in fabbrica per 30 anni, tutto il sindacato sia in ritardo di 20 anni perlomeno, è in ritardo quando c'è stato il Job Act, è in ritardo sull'IRPEF perché stiamo pagando il doppio della media europea come pensionati, è in ritardo sulla Fornero. Questi ritardi l'ha pagata la sinistra, l'ha pagato il sindacato. Perché? Perché noi non... Ho sentito le cifre per avere diritto ai ticket, ma sono cifre dell'ISEE, noi abbiamo l'ICE, dell'ISEE, ma sono ridicole, bisogna non lavorare per avere quei redditi là e essere esenti. Cioè il sindacato deve creare un lavoratore libero dal bisogno, che possa partecipare alla vita politica, alla vita sindacale, non ricattato sul lavoro, ricattato con redditi bassi in pensione. Così non si crea un cittadino all'altezza di questa società, perché si parla di 1000 euro, di 900, 1050, ma dove siamo? Non possiamo con il costo della vita che c'è oggi. Poi l'ISEE esclude il mondo del lavoro. Io è da anni che mi batto contro l'ICEP in Trentino, perché è troppo basso, chi lavora non ha diritti, ha diritti solo a chi viene fatta la carità e questo non va bene per il lavoratore. Io è da anni, sono nel sindacato dei pensionati, è da anni che mi batto per queste cose. Dovete capirlo, un lavoratore deve essere libero dal bisogno, quello che si diceva 30-40 anni fa. E anche l'IRPEF paghiamo il 20-22%, ma non da domani, perché non possiamo dare la colpa a chi è andato al governo domani. È da 20 anni che si fa questa politica di impoverimento. Grazie a lei e ai suoi ospiti. Grazie a lei. Allora, che non si può dare la colpa all'ultimo governo, la colpa questo governo ce l'ha nel momento in cui fa queste cose, ritorno a quello che diceva Gigi, cioè il 4 marzo hanno fatto delle scelte tutti gli elettori e tra l'altro legittimamente noi non mettiamo in discussione quello, ma il sindacato, che non è una cosa astratta, ricordo sempre, perché pare che il sindacato sia una cosa, il sindacato sono l'insieme dei lavoratori e i loro rappresentanti, sta mettendo in campo sul merito in qualche modo la questione. Però indipendentemente da questo, adesso io faccio un ragionamento che può sembrare brutale, ma facciamo finta che gli ultimi 20 anni non ci siano. Oggi questi problemi ci sono, come facciamo a risolverli? Io ritorno a quello che diceva Paolino, domani i pensionati scendono in piazza e tra l'altro tutti quelli che possono dargli una mano alla piazza di domani, io sarò in piazza con loro chiaramente, incominciamo a dare dei segnali, perché è il governo e il Parlamento, sempre di più il governo, sempre meno il Parlamento, che fa le leggi. Cioè, ricordo, no? Il sindacato porta il suo contributo, se gli è reso possibile in termini costruttivi, tra l'altro, se non gli è reso possibile come sta avvenendo, in qualche modo scendendo in piazza, ma il punto vero è che il sindacato è forte nel momento in cui i lavoratori sostengono il sindacato e quindi domani se i pensionati sono 50 o sono 200 o sono 300 400 fa la differenza, questo è il punto, cioè nel senso che noi dobbiamo far pressione per il governo che capisca che il suo consenso sta scendendo, perché altrimenti continueranno a fare queste cose con noi tutti che ci lamentiamo tra di noi rispetto a una cosa che è qualcun altro che sta facendo. Questo è il punto. Perché secondo lei il spettatore da Trento diceva in ritardo rispetto a cosa? Ma sicuramente il sindacato ha delle responsabilità, però che sia in ritardo, ripeto, ha citato delle questioni. La Fornero non è che l'abbiamo lasciata passare così, la Fornero siamo scesi in piazza e tutti noi ci ricordiamo le difficoltà di quel momento, perché sembra poi la gente aveva paura quando c'era quel periodo. A distanza di 5 anni dalla Fornero,
sono stati fatti più interventi in questi 5 anni o sono stati fatti più interventi adesso con questo governo? Io dico che ad oggi sono stati fatti più interventi nei 5 anni passati, perché sono state fatte 8 clausole di salvaguardia, abbiamo introdotto l'APE socia, l'APE precoci, i lavori usuranti, i lavori gravosi. Questi qui hanno 13esima ai pensionati. E 14esima ai pensionati l'abbiamo estesa. Non solo, abbiamo anche ampliato la no tax area, perché prima i pensionati cominciavano a pagare le tasse a 7.500, adesso pagano le tasse. Allora, anche qui uno può dire avete fatto poco, hai ragione, ma tra avete fatto poco e potevamo fare di più e avete fatto niente c'è un mare di mezzo che va colmato. Il punto è che quelli che hanno detto che facevano tutto, dal 1° gennaio l'unica cosa che hanno fatto è sottrarre delle risorse ai pensionati. Il signore pone una questione giusta, che è quella che quando un lavoratore che fa un lavoro, che fa il suo lavoro, è povero, non va bene. Certo. Purtroppo in Italia ci sono lavoratori o pensionati che hanno lavorato 42-43 anni e sono poveri. Capisci? Se io non lavoro, sono un precario, non è giusto, ma sono un povero e lì bisogna agire, non come stanno agendo. Il problema vero è che il lavoratore che fa il lavoro, che diventa povero in questa nazione, non va bene, ma non dire che il sindacato non fa... Perché il punto vero non è che si può sempre pensare che il sindacato siano altri. Il sindacato sono io e anche quel signore, lui è impegnato e quindi gli va dato merito, penso che a Trento faccia le sue cose, ma in questo paese l'idea che il sindacato che rovina l'Italia, perché fa comodo dire, il sindacato può anche sbagliare, ma il sindacato è l'associazione che tenta di tenere più l'equilibrio, di dire devono ridurre le tasse, devono dare di più a chi ha professionalità, abbiamo fatto tante cose, adesso non c'è il tempo, per valorizzare chi lavora. Ora, se fai un reddito di cittadinanza, di cui io ho già espresso la mia contrarietà, in cui uno prende quanto potrebbe, perché non è più così, 780. Ma l'idea era 780 euro, capite? A uno che non fa niente. Certo. Ma se mio figlio che andrà in pensione con 800-900 euro, perché deve pagare i contributi? Ecco, questa rottura sociale è tremenda e qui ha ragione. Io penso che i poveri e la situazione vada assolutamente affrontata, ma va affrontata con azioni che non possono equivocare tra chi lavora e chi un lavoro ovviamente giustamente lo cerca e deve trovarlo. Telefonata in diretta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Una domanda. Sì. Se vado in pensione con l'età, 67, posso lavorare dopo oppure devo smettere per forza con la nuova legge? Puoi lavorare, non c'è Può lavorare, sì. Chiaramente in regola. Basta pagare tasse. Certo che il discorso è normale. Cioè, lavori in regola e non c'è più, come c'era 10 anni fa, il divieto di cumulo, quindi prenderai la tua pensione e paghi le tasse, se poi fai un altro lavoro paghi l'aliquota prevista su quel lavoro. La nuova norma sembrava che... a 67 anni non c'entra. E anche la nuova norma è fino a 67 Fino a 67 no, ecco, sì. Perché chi ha meno di 67 ha il divieto di cumulo, mi pare. Chi è meno di 67 ha il divieto di cumulo se va in quota 100. Se chi va... Ma forse lui voleva chiedere questo. Con 43 anni e 3 mesi e a 62 anni non ha il divieto di cumulo. Quindi il divieto di cumulo o il massimo fino a 5.000 euro, per quello che abbiamo letto fino adesso, è previsto per quelli che scelgono di andare con quota 100, che non è il suo caso. E smette a 67 anni. Tra l'altro stavo leggendo una cosa interessante di questo Durigon. Allora, è soddisfatta dalla risposta? Sì, grazie, arrivederci. Grazie. Allora, facciamo un attimo la pubblicità, poi tiriamo le somme e torniamo da Paolino Barbiero. Pubblicità. Da lì. Rieccoci, siamo davvero all'ultimo blocco. Allora facciamo l'ultimo giro di considerazioni. Vendrame, c'è anche il tema delle professioni sanitarie, sono tante preoccupazioni, no? Ma io la cosa che non capisco ancora, se da un lato il reddito di cittadinanza interviene per chi non ha un lavoro, allo stesso tempo lo stesso governo blocca le assunzioni del pubblico. Ora, al di là del luogo comune di dipendenti pubblici che bisogna smontarlo, chi sta a Treviso sa benissimo che qualsiasi istituzione, che sia l'INPS, che sia l'INAIL, che sia l'ispettorato, che sia l'USL, ha bisogno di personale. I comuni. I comuni hanno bisogno di personale. Sarebbe persone
tra l'altro anche professionalizzate, che attraverso un concorso, quindi no assunzioni ad hoc, ma attraverso un percorso chiaro, possono essere inserite e sono produttive, appunto al di là dei luoghi comuni. Quindi tu non fai lavorare la gente perché blocchi quelle assunzioni, però gli dai l'aiuto, cioè è una cosa che io non riesco a concepire. La CGIL non è per il reddito di cittadinanza, è per aiutare chi ha bisogno davvero, è per il lavoro di cittadinanza, perché una volta che dai alle persone il lavoro, la maggior parte di questi, al di là dei problemi che diceva Gigi giustamente, dei cosiddetti lavori poveri, si in qualche modo autodetermina e non ha bisogno di nessun aiuto, è quello che dice la Costituzione, e tra l'altro non è che lo dice solo la CGIL, questo è uno degli elementi fondamentali. Noi abbiamo bisogno nelle istituzioni pubbliche nella nostra provincia, perché è la cosa che io conosco bene, quindi parlo delle cose che conosco a differenza di molti dell'attuale governo, ha bisogno di assunzioni, perché tra l'altro sono persone che lavorano, fanno bene e soprattutto danno risposta alle persone che hanno bisogno, cioè malati, gente che ha bisogno di assistenza e via dicendo. E invece si continuano a fare norme riconoscendo diritti e professionalità. Sai che noi siamo giornalisti, Giacomo, perché essendo venuti in trasmissione non avendo nessun diploma sostituiremo. Può diventare, certo. La sanità, non è come stavi dicendo questo. Certo, ma perché poi ci sono queste contraddizioni che vanno ragionate nel merito, perché poi appunto la sanità è fatta di medici, di infermieri, di assistenti, cioè è una cosa complessa. Ora mi pare che, voglio dire, si cerchi con una mano di dare, con l'altra di togliere, in un'incoerenza totale, sapendo che il problema principale è che il nostro paese è dentro il mondo, è dentro l'Europa e sta rallentando dal punto di vista economico, quindi i dati che noi commentiamo, se il paese non cresce, rischiano di raddoppiarsi, e quando ci troveremo appunto in una situazione di ulteriore difficoltà, io non vorrei che si dicesse ancora che è colpa del sindacato, perché almeno quando siamo in televisione le cose vengono registrate, qualcuno ci darà merito che le stiamo denunciando e che stiamo cercando concretamente di cambiare quelle cose lì. Barbiero e Cacco, ci sono appunto persone che scendono in piazza anche a gennaio eccetera, prevedete con questa manovra non è più un autunno ma un inverno caldo? Ci sarà una stagione di manifestazioni in piazza? Un autunno, facciamo chiudere a Barbiero. Sì. Allora io dico questo, è un autunno di nebbia. Ad esempio la nostra campagna dei 7.30 adesso, che ovviamente come ho detto prima si può già prenotare dal 7 di gennaio per fare il 7.30, per fare tutte le altre cose che oramai sapete. La nostra campagna ha un'immagine quest'anno, è un faro. Certo, cioè noi ci proponiamo in questa grande... essere il faro nella nebbia. Il faro nella nebbia per orientare chi noi, grazie alla CGIL, in qualche maniera in particolare rappresentiamo, cioè i lavoratori, i pensionati, i piccoli partite IVA che rappresentiamo, insomma stiamo studiando per essere al loro servizio. Ecco, il faro, che è questa immagine che abbiamo dato, in qualche maniera rappresenta questo che dicevi, cioè in una situazione di grandissima difficoltà tentiamo di studiare al massimo e di impegnarci come sempre. Barbiero, 30 secondi. Io sono... Che il 2019, tanto ricordiamo, 10:30 domani prefettura, davanti alla prefettura di Treviso. Piazza dei Signori. Piazza dei Signori. No, che il 2019 sarà? Io sono molto preoccupato perché lo scompenso del deficit, come dicevo prima, esploderà prima dell'estate, e leggendo anche l'opinione pubblica di queste settimane tutti dicono per ora i pensionati salveranno l'Italia, ma fin quanto tutto questo sommovimento che c'è con le azioni che stanno facendo sulla finanziaria resterà sotto traccia. Cioè la domanda è, nascerà anche in Italia un partito degli indignati, degli incazzati, e chi si metterà a capo? Per esempio noi abbiamo pensionati che ci hanno chiesto se possono venire con il gilet giallo. Io ho detto potete venire con quello giallo, con quello verde, con quello rosso, mettetevi quello che volete, ma è il segnale che arriva dai territori che comincia a preoccuparci. Certo. Cioè c'è il rischio che si rompa la coesione sociale, perché ciò che è successo in Francia, ciò che è successo in Ungheria, ciò che è successo in Austria, per schemi diversi, sta dimostrando che ormai il governo dei tweet, il governo dei messaggi ogni mattina non regge più, bisogna tornare a un governo sui fatti concreti, parlare alla gente della situazione reale in cui ci si trova, e se ci sono da fare dei sacrifici bisogna assumersi con responsabilità e con equità, cosa che non vediamo qui. Io noto molte responsabilità e poco senso dell'equità nelle misure che stanno facendo. Siamo in chiusura allora, ringrazio Paolino Barbiero, Pierluigi Cacco, Giacomo Vendrame, ci rivediamo ovviamente l'anno prossimo, fra qualche settimana, fra qualche giorno. Grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci.